Ultima giornata stamani del progetto Erasmus su tematiche ambientali che ha visto coinvolti diversi istituti delle scuole europee, che ha avuto come capofila l'Istituto Comprensivo Indirizzo Musicale Cangiamila di Palma di Montechiaro, diretto dal professore Eugenio Dorsi. Ad accogliere i docenti, oggi piccoli della banda musicale, che hanno suonato i canti natalizi alla rappresentanza europea. I docenti hanno vissuto momenti intensi, giorni, hanno potuto visitare i luoghi più suggestivi della nostra provincia. Oggi abbiamo raggiunto un risultato forse inaspettato. La nostra scuola si pone all'avanguardia avendo utilizzato le risorse umane presenti in questa realtà e siamo riusciti a fare delle cose egregie, dove l'apprezzamento e la stima dei paesi che sono venuti ospiti da noi ci ha lusingato e ci ha fatto sentire importanti in una scuola che ha bisogno di crescere e di migliorarsi quotidianamente. Saranno altre iniziative a breve? Sì, avremo ancora a febbraio andremo in Portogallo, a maggio andremo in Turchia e fino al 2021 saremo impegnati con questi scambi di esperienze culturali e didattici, tutto all'insegna della crescita dei nostri ragazzi. Per noi è un momento di grande emozione oltre che di orgoglio, quest'oggi esibirci per queste delegazioni Erasmus presenti nella nostra scuola, innanzitutto perché stamattina i nostri studenti che fanno strumento musicale debuttano. Abbiamo creato un'orchestra scolastica in pochissimi mesi, sono tutti ragazzini di 11 anni che frequentano la prima media e quindi quale migliore occasione per offrire un omaggio musicale con tutte quelle che sono le musiche tradizionali del Natale. E poi è anche un momento di formazione e di crescita per noi, relazionarci con le tradizioni e le culture di altri paesi e quale migliore strumento per farlo attraverso la musica che supera qualsiasi tipo di barriera scolastica. I think I am talking on behalf of my team. Sto parlando a nome del mio gruppo di Spagna. Molto soddisfatti per tutto il programma, per come è stato sviluppato. Pensiamo proprio che l'organizzazione dell'Erasmus ci abbia dato la possibilità, un'esperienza fantastica per condividere idee e arricchirci reciprocamente. Vogliamo ringraziare questa scuola per averci, per la loro ospitalità e soprattutto per l'equilibrio che hanno saputo mantenere tra le varie culture e soprattutto l'attenzione giusta che dobbiamo dedicare ai pericoli ambientali.